È un giallo che inganna perché l'epidemia anche in Veneto è ancora nel pieno dell'emergenza. 2600 persone ricoverate in ospedale è un segnale che impone la massima responsabilità da parte di tutti. Luca Zai è pronto a reiterare e confermare quindi l'ordinanza con le restrizioni e non esclude anche qualche ulteriore aggiustamento, senza però coinvolgere le categorie economiche. Noi però non possiamo abbassare la guardia, lo dico ai cittadini, siamo a un sabato, le previsioni meteo ci dicono che sabato e domenica, vista anche un po' del Bora, sarà bel tempo, un po' più frescolino, ecco, evitate di far casino, fa anche rima, no? Cioè l'ordinanza non si discute, l'ordinanza alla fine non chiede sacrifici in mani al cittadino, li chiede un po' di più magari a chi chiude il negozio. Però vorrei ricordare che bisogna evitare di andare a fare assembramenti. Quindi non vorrei che qualcuno, perché vede scritto area gialla, dice siamo a posto. No, non siamo a posto. E dietro l'angolo c'è sempre non la zona arancione, c'è anche la rossa. Oggi la responsabilità è dichiaratamente in capo a noi cittadini e ai nostri comportamenti. Lo dobbiamo per un senso di comunità e di senso civico a tutti i cittadini, perché noi non possiamo aumentare la diffusione del virus. Lo dobbiamo per rispetto a chi è negli ospedali e si sta curando e sta soffrendo, e lo dobbiamo come segno di gratitudine e di rispetto a tutti gli operatori sanitari. Perché mentre noi stiamo passeggiando e magari facendo confusione, ammassamento, dall'altro c'è un altro ammassamento che è quello degli ospedali. Guardate che non ce la stiamo passando bene, cari cittadini, negli ospedali. Abbiamo 2600 pazienti che sono pazienti complessi. La prossima settimana vi porterò anche uno spaccato percentuale anche delle tipologie, diciamo quelli che sono lievi, quelli critici, quelli insomma con tutte le fasce di criticità. Cioè i nostri ospedali oggi sono assolutamente orientati sul Covid. La nostra programmazione sanitaria oggi è compressa e condizionata dal Covid.